L'arrivo del nuovo cucciolo è sempre un momento delicato, proprio perché il cucciolo, quando arriva nella nuova famiglia, vuol dire che si è staccato da quella precedente, ossia ha avuto un piccolo trauma nel perdere la mamma e i fratellini e comunque chi lo ha allevato fino a quel momento. Quindi i consigli che posso dare per l'arrivo di un nuovo cucciolo sono sicuramente quelli di non cambiare l'alimentazione nel primo periodo, proprio perché oltre al trauma del cambio di ambiente e il distaccamento dal suo nucleo iniziale sono già uno stress. Cambiargli anche l'alimentazione rischia di muovere un pochino l'intestino con brutte sorprese. Quindi mantenete lo stesso alimento, magari fatevene consigliare, fatevi dare il nome da chi vi ha dato il cucciolo, parliamo sempre di cani in questo caso, proprio perché così o lo trovate nei negozi o ve ne fate dare un po' dall'allevamento in cui avete acquistato il cucciolo. E poi su consiglio dello stesso allevatore, del veterinario o di noi magari negozianti possiamo consigliarvi, c'è un'ampia gamma di prodotti anche migliorativi magari in questo caso per portare un miglior nutrimento al vostro cucciolo. Altra accortezza da avere è di non stressare troppo il cucciolo nei primi giorni di arrivo, che sta ancora capendo quali sono i suoi spazi e dove può andare e non può andare, quindi che se ci sono dei bambini non lo stressino troppo. Se vuole giocare sarà lui ad andare in cerca di qualche sfogo proprio all'interno della casa a volte o se no delle persone a cui richiede le attenzioni. Altra cosa è un consiglio che magari pochi potrebbero mettere in atto perché magari non ci si pensa, è quello di magari prendere una copertina e lasciarla nell'ultimo periodo con la mamma che prenda un po' l'odore di dove è cresciuto il cucciolo. Allora questo aiuta molto nelle prime notti, che di solito il cucciolo piange molto e va un po' in crisi perché ovviamente si trova di notte da solo in un ambiente completamente nuovo. Non bisognerebbe dare peso a quando piange perché lui potrebbe collegare il fatto che piangendo voi arrivate subito e lo userà come arma a suo vantaggio. Avere una copertina che prende l'odore della mamma e mettergliela nei primi giorni fa tranquillizzare molto il cucciolo, fa passare queste notti molto meglio anche ai proprietari.